Ciao e benvenuto nel Fit in 5. Allora, 5 minuti con me di tonificazione di una fascia muscolare da casa comodamente. Faremo un giorno sì, un giorno no. Tenetevi in contatto con me, connessi con me per il Fit in 5. Quindi oggi avremo bisogno di 2 tovagliolini o 2 Swiffer e una cassa di bottiglie d'acqua, ok? Potete avere anche solo 2 bottiglie d'acqua da 1,5 litri oppure una cassa. Andremo a lavorare i glutei, le chiappette bastarde. Quindi che cosa andremo a fare? Attenzione, è importante questo da sapere, che andremo a tonificare questa zona del nostro corpo, che non vuol dire eliminare grasso, ok? Ricordatevi sempre che gli esercizi muscolari, gli esercizi di stress della muscolatura vi fanno tonificare e riempire la zona con la muscolatura, ma non è che vi fanno subito consumare grasso. Per quello avete bisogno assolutamente di un allenamento specifico che vi permetta di velocizzare il metabolismo a riposo. Quindi se volete poi avere informazioni su questo, cliccate in biografia e richiedete il mio video con i 3 step. Allora, partiamo subito. Quindi abbiamo bisogno del pavimento, se avete un materassino ancora meglio, ma abbiamo bisogno di questi 2 tovagliolini e le bottiglie d'acqua. Partiamo. Allora, pronti a partire? Anzitutto ho bisogno dei 2 tovagliolini che andrò a posizionare sotto i talloni, ok? Solo i talloni, ecco qua. E poi andrò a prendere le mie bottiglie di acqua, mi vado a coricare a terra e appoggerò le mie bottiglie di acqua sopra il bacino. Se volete tutta la cassa, io ho delle bottiglie più piccole, quindi non da 75 ml. Quindi da qui partiamo e solleviamo il bacino. Attenzione, per sollevarlo abbiamo bisogno di spingere verso il basso anzitutto la schiena, quindi tenere appoggiata la schiena, e sollevo. 1, 2, 3, se volete potete sollevare il bacino, 4, 5, 6, 7, quando vado su devo stringere bene le chiappette, 8, 9, arriviamo a 15, 10, lentamente, 11 e adesso sostieni bene, 12, quindi non alzo la schiena in questo modo, ma spingo giù, 13, 14 e 15. Ottimo, da qui togliamo le bottiglie e solleviamo di nuovo il bacino. Dobbiamo avere i tovagliolini sotto i talloni, sollevo e allungo le gambe e ritorno. 2, ritorno. 3, ritorno, 4, ritorno, 5, tenete sul sedere, ritorno, 6, lentamente, ritorno, 7, ritorno, 8, ritorno, fino a 10, 9, ritorno, 10, ritorno e riparto. Quindi da qui partiamo e solleviamo il bacino. Attenzione, per sollevarlo abbiamo bisogno di spingere verso il basso anzitutto la schiena, quindi tenere appoggiata la schiena, e sollevo. 1, 2, 3, se volete potete sollevare il bacino, 4, 5, 6, 7, quando vado su devo stringere bene le chiappette, 8, 9, arriviamo a 15, 10, lentamente, 11 e adesso sostieni bene, 12, quindi non alzo la schiena in questo modo, ma spingo giù, 13,
14 e 15. Ottimo, da qui togliamo le bottiglie e solleviamo di nuovo il bacino. Dobbiamo avere i tovagliolini sotto i talloni. Sollevo e allungo le gambe e ritorno. 2, ritorno, 3, ritorno, 4, ritorno, 5, tenete sul sedere, ritorno, 6, lentamente, ritorno, 7, ritorno, 8, ritorno, fino a 10, 9, ritorno, 10, ritorno e riparto. Quindi vado a riprendere le bottiglie, le posiziono sul bacino e sollevo. E 1, torno, 2, torno, vado sempre a schiacciare giù la schiena e a sollevare bene il bacino. 4, torno, mantieni su la posizione. 5, torno, 6, torno, 7, se riesci mantieni su l'avampiede, 8, torno, 9, torno, 10, torno, 11, torno, 12, torno, 13, torno, 14, ancora uno, l'ultimo, 15 e rimani su, rimani, appoggia i piedi, spingi il più possibile, stringi bene le chiappe, stringi bene, stringi, ancora e ritorna. Via le bottiglie e riparto con i tovagliolini. Quindi allungo, prima sollevo il bacino, allungo e torno, lentamente 2 e torno, forza che l'ultimo, 3, su bene il bacino, torno, 4, mantieni su, torna, 5, torna, 6, non spingere con le braccia sul pavimento, torna, 7, torna, ancora 8, torna, 9, torna, l'ultimo lento, 10, rimani, torna e stop. E questo è il nostro primo Fit in 5. Se ti è piaciuto e vuoi altri Fit in 5, fai una foto con un bel pugno di vittoria e taggami su Instagram. Un bacio!